Buongiorno ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Oggi passeggiatina vicino a casa. Obiettivo Cima Ekar, vediamo, spesso sentita nominare ma mai battuta. Cima Teleosservatorio, vediamo cosa riserva il panorama oggi. E per quelli che conosceranno già di suo la zona, qui c'è l'inconfondibile Snoopy dove ho lasciato giù l'auto e adesso proseguiamo su per questo sentiero, vediamo dove mi porta e se mi porterà dove voglio io. E intanto ragazzi, finché saliamo vi racconto sto piccolo aneddoto. Allora, ho fatto una quarantina di chilometri in giro per l'altopiano oggi perché subito ero venuto qua, diluviava. Sono andato a vedere se riuscivo a vedere almeno l'inizio del percorso di Cima Portule, ho sbagliato strada, mi sono rotto, sono tornato indietro e nel frattempo ho smesso di piovere e anzi schiarisce. Dai! Ragazzi, c'è il camping Ekar sulla sinistra. Ci siamo, bivio a destra. Avanti qui ragazzi un'ora di cammino, quindi saranno 45 minuti reali e si arriva a Cima Ekar. Ragazzi, guardate la pioggia come ha scavato un sentiero parallelo al principale. Mare di ortiche, mi ci farai un bagno da non dimenticare mai. Qui ragazzi, dopo aver raggiunto le sommità, il segnale mi dice di andare qui giù in discesa verso Val Forbice. Guardate lì al centro della camera ragazzi, c'è un topolino. Come scava? Altre indicazioni e ora mancano 40 minuti e si torna a salire di nuovo. Qui su questo filo spinato pensavo fosse game over, invece c'è un passaggio pedonale, vediamo. È segnalato come ingresso riservato ai trial, però proviamo ad andare avanti. Intanto ragazzi inizio a vedere le prime colonne, le prime antenne dell'osservatorio.
Mamma, che visuale pazzesca, ragazzi. Che visuale dai 1300 qua. Pensavo di sentire dei bambini che piangevano. Era il richiamo dell'aquila. Auguri. Certo che questa è più che posta dal peggio, sembra una dimora di coccodrillo. Ormai ci siamo, ragazzi, mancano 10 minuti. È bello sto posto, oltre al fatto che si sta da Dio anche come temperatura. Appena attraversata la cancellata dell'osservatorio. Bello, ragazzi. Che bestia, ragazzi. Non mi avventuro oltre perché c'è scritto di non entrare. Boh, il cancello era aperto, ma... Yes, ragazzi, ai piedi dell'osservatorio. Monte Grappa. Ragazzi, qui un panorama da lasciarci gli occhi. Un punto panoramico meraviglioso, riesco a vedere anche l'ossario di Asiago. Paninetto, ragazzi, in montagna ci sta in ogni occasione. Bene, ragazzi, pronto a ripartire. Qui, ragazzi, una volta evidentemente si sciava. Questa strada inizia a scendere e mi porterà a Bertigo. Ragazzi, prima ero lassù in cima e qui, ragazzi, sono tornato nella strada che collega diciamo lo Snoopy di Asiago con Gaglio, neanche si sente. Ragazzi, eccoci arrivati al mitico Snoopy. Ed ecco qua, ragazzi, arrivati al mio mostro grigio. Ecco, ragazzi, il mio giro è finito, come vedete sono arrivato al parcheggio. Ho fatto una specie di anello involontario oggi.
e ci vediamo al prossimo video.